ed è un cruccio grosso che hanno le famiglie con la persona disabile in casa. Si chiama Legge sul dopo di noi, riguarda la cura e assistenza dei ragazzi disabili dopo la dipartita dei genitori. In questi giorni la discussione in Commissione Senato dopo il sì di Montecitorio a febbraio scorso. Io spero che il Senato si decida in fretta a discutere e a licenziare questa legge, dopodiché penso che per l'estate dovremo averla, insomma. Già stanziate risorse importanti per il triennio 2016-2018. C'è un finanziamento di 90 milioni a partire dal 2016, poi per il 2017 e il 2018 sono già previsti per il triennio altri milioni di euro. Credo sia un passo importante in questo senso. Il fondo verrà poi ripartito tra le regioni. Tra le misure previste la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative e la possibilità che il ragazzo disabile possa continuare a risiedere nella stessa casa in cui è vissuto e cresciuto con i genitori. E magari sta casa viene trasformata in una piccola comunità, insomma, per rendere sempre più difficile, ripeto, sempre più difficile l'istituzionalizzazione, ma si tende veramente a privilegiare la domiciliarietà. Tra l'altro devo dire anche un'altra cosa, qui in Veneto, in particolare in provincia di Treviso, ci sono delle esperienze straordinarie che sono, diciamo, più avanti della legge stessa, nel senso che la legge ha sistemato una serie di situazioni che già comunque da parte del volontariato e delle associazioni in accordo con le ULSS e con gli enti locali nel nostro territorio avevano preso già vita.